Mariangela, grazie per questo invito, per questa giornata di festa. So che voi per tradizione, no? Ogni anno organizzate questo momento di convivialità. E qual è il significato che date? Questa festa di Natale è fatta per tutti coloro che hanno creduto in Cottanera e che credono nell'enoturismo di Cottanera e in questa voglia di aprire le porte ai nostri ospiti, che siano italiani o che siano anche stranieri. Ed è un segno di ringraziamento e di festa tutti insieme, per fare un po' un punto della situazione, ma anche per fare tanti brindisi di allegria. Bene. Sta per concludersi il 2021, facciamo un bilancio. Come è andata la stagione enoturistica in questo periodo particolare? Sì, è stato un periodo particolare perché all'inizio ancora arrancava a partire, di solito aprile e sempre aprile-maggio sono dei mesi brillanti per la Sicilia, soprattutto per quello che riguarda il mercato straniero e americano. Diciamo che da giugno c'è stata una lenta ripresa, però devo dire che abbiamo raccolto dei buoni frutti in un anno in cui diciamo non è stato meraviglioso. Non mi voglio piangere addosso, sono fiduciosa in un 2022 speriamo meraviglioso. Credo molto in questo territorio, credo molto nella Sicilia, so quanti turisti amano venire dalle nostre parti. Tra l'altro facendo squadre e rete possiamo portare la Sicilia nel mondo, sempre in un gran piedistallo, e felici di accoglierli. Allora, grazie e tanti auguri a tutti. Grazie. Perfetto, nel frattempo